C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, oggi ci trasferiamo nel pollaio dove ci sono le galline piccoline. Galina Picinela resta sempre polastrela. È tornata Rosita qui da Castelvedere Cioccolause, la simpatica e bella Rosita, guardate qua, perché ste mascherine non ci fanno vedere i sorrisi, mannaggia, Ci vogliono le mascherine. Lei lavora in casa di riposo, ci diceva, vero? E come fa come dire, a trasferire quell'amorevolezza, quell'affetto nei confronti dei suoi ospiti con la mascherina? Insomma, lo vedono dagli occhi, dalla carezza. Che si fa? Com'è il lavoro in casa di riposo in questo periodo così difficile? Parlano gli occhi e poi è una passione che ci vuole e che si sente proprio. È un amore che si ha dentro. È stata dura in questi periodi e continua un po' a esserlo. Durissima, purtroppo è stata veramente dura e pesante per noi a vedere gli ospiti che non stavano bene, purtroppo per fortuna noi pochi e noi il pensiero e le mascherine e tutto quello che ne viene dietro. Speriamo bene, incrociamo le dita e parliamo di tutt'altro, insomma svaghiamoci un attimo e pensiamo a qualcosa di un attimino più leggero. Galina Picinela, sempre polastrela. L'ha mai sentito Rosita questo? Ma certo! Già ridacchia, quindi vuol dire che l'ha intuito. Allora Rosita, Galina Picinela, sempre polastrela, che significa? Che è sempre piccolina ma è sempre bella. È brava, non è il suo caso perché lei... Piccolina, non bella, però è piccolina. Guardate qui Giacomo Gino, che bello ma sì, a Ospitaletto lei, Giacomo Gino, è un divo, è una star. Noi diciamo qua nel bresciano, uma sì. Vabbè, dai, no. Si è capito, ma non è il suo caso. Non è il suo caso. Sai, ma lei a Ospitaletto che fa? Quanta amicizia ha? In bici, faccio un po' il cuoco, mi arrangio, faccio un po' di tutto. Pure il cuoco fa? Sì, ci sono anche delle belle donne da guardare. Qua c'è un sacco di uova di Pasqua, belle donne. Sì, a essere in pensione si può fare di tutto. Bravo, però qual è il piatto che le esce meglio, la ricetta che è preferita? Faccio delle torte stupende. Ma lei è sorprendente, caspita. Facciamo così però e mi arrangio. Ecco, si arrangi anche in questo. Galina Picinela, a proposito di cucina, insomma la gallina si potrebbe cucinare. Galina Picinela sempre polastrela, ovvero? Galina Picinella sempre polastrella. Lei poco fa ha citato le donne, La gallina, non mi viene. Il signor Aldo, pensionato da 5 anni, come va la vita da pensionato, signor Aldo? Che combina? Bene, ho i bambini da tenere, ho 3 bambini e dopo posso... Insomma, già 3 bimbi da accudire, sono bravi, sono birbi? Sono birbi, sì, molto birbi. Uè, nipotini, non fate tribulare nonno, Era meglio andare a lavorare piuttosto che tenere i bambini. Arriva la sera più stanchi, aver accudito 3. Che età hanno, signor Aldo? 6 anni, 3 anni e 8 mesi. Ah, 8 mesi, ce nasci tu, bisogna... Uno va a scuola, uno all'asilo e uno ce l'ho lì a casa. 8 mesi ancora pannolinato, Sì. Aldo, ascolti, io non so lei come se la cava, come se le cavava con le conquiste, però qui c'è questo... Questa conquista è un po' scarso. Vabbè, qua si parla di pollaio, Galina Picinela sempre polastrela, cioè? Galina Picinela sempre polastrela. Cioè? Insomma che... Io per i detti non sono tanto... Galina Picinella sempre polastrela. La gallina abbiamo capito, no? Cosa stiamo... Capime, ma però... Ho capito, ma... Fa buon brodo, lo so. Fa buon brodo, lui pensa a gallina alla pentola. Bravo Aldo, grazie. Galina Picinela sempre polastrella, la gallina piccoletta sembra già una pollastrella, è carina pure lei, ovvero riferito un po' alle donne, alle ragazze, anche quelle piccoline, quindi se magari qualcuno di voi si sente tale o lo è per davvero e ci sta seguendo in questo momento, si rincuori perché sempre piace la gallina polastrella, la signora, la ragazza piccoletta piace sempre. Arrivederci alla prossima.